L'arte della tessitura a Domus Novas ha sicuramente origini remote, benché tuttora si contino pochissime tessitrici. Il dizionario storico Angius Casalis, redatto tra il 1833 e 1856, riferisce: in ogni casa esiste un telaio. Le donne sono applicate alla tessitura e in ogni famiglia, così nel paese come nei casali pastorali, è un telaio quasi continuamente in opera. Tenendo conto che in tale epoca, nel 1833, si contano 370 famiglie per un numero di abitanti pari a 1049 anime. La presenza di una gualchiera con annesso convento e cappella, condotta da frati minori cappuccini e alla quale riconduce la toponomastica locale con il rione Craquera, a nord del paese, attesta un'attività tessile dinamica e intraprendente. La realizzazione di detta gualchiera, che sorgeva su un isolotto formatosi da una diramazione del fiume San Giovanni, è ascrivibile alla prima metà del 1600. Qualche decennio dopo fu edificata una cappella dedicata a San Daniele, richiesta dagli stessi frati per le loro orazioni giornaliere e festive, in onore del quale si celebrava la terza domenica di maggio una partecipatissima festa. Tra il 1722 e il 1742 fu accolto nell'opificio domusnovese il giovane Fra Ignazio Dall'Acconi, che fu messo al follone, ma non diventò mai un grande esperto a causa della sua fragile costituzione. Venne presto richiamato a Cagliari presso il convento di Buoncamino e destinato alla questua in città. Raccontavano i nonni delle nostre nonne che fu proprio all'epoca del suo soggiorno che fu impiantato a Domus Novas il primo nespolo. Nel 1762, durante la sua visita pastorale a Domus Novas, Monsignor Natta fece visita ai cappuccini del convento. Nella gualchiera erano i frati a craccai il pesante tessuto di lana, l'orbace, utilizzato per i loro sai. Ogni anno 8 religiosi laici, impiegati nel duro lavoro della follatura dei tessuti di lana, producevano circa 20 pezze di 100 palmi ciascuna. Un palmo corrispondeva a circa 25 centimetri ed era la distanza tra la punta del pollice e quella del mignolo con le dita divaricate al massimo. Laddove la tessitura del ruvido panno, tipico dell'abbigliamento quotidiano, era verosimilmente prodotto dai telai che ogni buona meredomo conduceva abilmente nella propria abitazione. Il racconto della sua visita alla gualchiera di Domus Novas da parte del viaggiatore ottocentesco Valéry riferisce che l'impianto era ancora in funzione nel 1834. Di esso egli racconta: Ho visitato il convento dei Cappuccini, situato pittorescamente in mezzo a un boschetto di pioppi, sopra un corso d'acqua. Questi frati industriosi, persone allegre e buone, tessono un panno di lana per gli altri conventi di Cappuccini della provincia di Cagliari. E qualche anno riescono a farne più di 2000 palmi. Il locale troppo piccolo di Domus Novas non consente di fare la cardatura che si fa nel convento di Cagliari. I Cappuccini hanno sperimentato pure una piantagione d'aranci che crescono a meraviglia. Come il panno, essi donano generosamente i frutti agli stessi conventi. La terra era coperta di fiori d'arancio. Una lettera del vescovo Montigi al viceré, datata 1 dicembre 1844, con la supplica di intervenire presso il padre generale perché si adoperi a mandare uno dei frati del convento, tale frate Francesco, in aiuto al parroco di Domus Novas, attesta la presenza e l'attività dei religiosi per diversi anni ancora.
Con la soppressione degli ordini religiosi, il convento e la gualchiera vennero abbandonati. La meravigliosa festa di maggio dimenticata. Rimase il toponimo Crachera e qualche aranceto sulle rive del fiume, a ricordo di quella florida e industriosa attività. Alla fine del 1800, Domus Novas, da agropastorale, si trasforma in vivace centro industriale grazie alla prospera attività mineraria. La necessità di produrre i tessuti e i manufatti in casa viene meno. I contadini e i pastori, diventati minatori, abbandonano le vesti antiche d'orbacee e le loro mogli cominciano ad acquistare sa roba direttamente in sabuttega o in cantina. Anche gli antichi mestieri legati a quest'arte ancestrale spariscono, come le filatrici che si autoproducevano i licci e i pettinai, artigiani specializzati nella realizzazione dei pettini in canna stagionata e macerata. Nel 1881 morì infatti forse l'ultimo pettinaio di Domus Novas, un certo Antioco Lebiu, nato nel 1810. Ma l'arte della tessitura continuò a essere tramandata fino ai primi decenni del XX secolo. Tale attività era un aiuto reciproco tra pastori che fornivano la lana, i contadini che mettevano a disposizione il lino, le artigiane che in cambio restituivano loro manufatti quali bisacce, sacos de goverri e vestiario. Si lavorava al telaio dopo le faccende domestiche e l'accudimento degli animali da cortile, ma anche all'imbrunire alla luce fioca di lumi a petrolio. Come molti lavori femminili, la tessitura veniva insegnata alle bambine che trascorrevano l'infanzia a imparare i primi rudimenti. Poi l'adolescenza a prepararsi quello che sarebbe stato il loro corredo, copiando elementi decorativi da manufatti ereditati dalle loro nonne. Chine sui loro telai, donne, madri e figlie vedevano nascere tra le loro dita calde fanugasa di lana, pregiati tappeti e ingiri a lettus, coveribancus, arazzi, cuscini. Tessevano e ordivano indispensabili asciugamani di cotone, leggiadre tende di lino e raffinate lenzuola. E dopo la tessitura cucivano i vari tessuti e rifinivano con ricami e merletti le camicie del loro abito di matrimonio, cedendo alla seduzione di fine ed elegante biancheria intima. Ogni capo era contrassegnato poi con le proprie iniziali. Per qualche decennio prevalse il lavoro al telaio solo nelle case delle famiglie contadine più abbienti, fino a scomparire del tutto attorno agli anni 40 del 1900. Un tentativo di riportare in auge la tessitura tra le donne domusnovesi fu ad opera del parroco Don Dario Mereu tra la fine degli anni 50 e i primissimi anni 60, con l'avviamento di corsi di tessitura rivolto alle ragazze. La signorina Chiara Carta, una delle poche tessitrici rimaste in quegli anni, fu scelta come insegnante e i telai recuperati dalle soffitte ebbero nuova vita. Riferisce così sua nipote, nata nel 1945. Rivedo ancora il telaio in casa e mia madre che tesseva. Lo fece fino alla nascita dei primi figli, poi smise per dedicarsi a loro. Ma ancora tessevano nonna Girau e zia Chiara. Racconta Antonino, classe 1933. Mia nonna Luisica Carta, nata nel 1870, viveva in Piazza Fontana e lavorava al telaio. Tesseva tappeti, copritavoli e sacchi per la raccolta del grano. Agli inizi degli anni 60, Don Mereu chiese a mio nonno su Driagiu de Aiaia
per fare i corsi di tessitura. Senza indugio gli fu donato tutto ciò che restava dell'antico telaio della mia antenata. Anche Simonetta, a 55 anni, racconta: nonna Carmelina, nata nel 1893 in San Rugigedda, aveva il telaio in casa, quello da 1 metro, tutto in legno. Letizia, 62 anni, racconta: mia suocera Laura Lancellotti tesseva al telaio. Ho ancora qualche suo manufatto, dei tovaglioli, sacchi per i cereali. Aveva imparato da sua madre, la nonna di mio marito Sergio, il quale ci racconta: è certo che nonna Chiara tesseva, era nata nel 1880. Ho recuperato nella vecchia casa di mia madre alcuni pezzi del telaio in legno. Anche le anziane del paese ricordano i nomi di altre vecchie tessitrici: Cigedda Ciccitta, zia Luisica Gatta, Cigedda Chiara Gatta, Aiaia Cramelina Vorcu, Aiaia Angela Pau, Bisaia Maria Isola e zia Rosisula. Questa era una mia vicina di casa, racconta Grazia, 99 anni. Faceva tanti mestieri, compresa la macellaia. Tesseva in casa sua con altre donne. Aveva il telaio nella prima stanza, quella che dava sulla strada in fontana. In questa stanza, spoglia e umile, col pavimento in terra battuta, c'era un caminetto sempre acceso nelle sere d'inverno e una mensola con delle brocche per l'acqua. Le ho conosciute pure io. Zia Rosisola me la ricordo. Quindi Rosa Isola. Rosisola. Sì, chiamata Rosisola. Una donna grassetta, bassottina era. E faceva sempre, si vedeva, passavi nella strada e lei si vedeva. Aveva il telaio lì di fronte, Sì, davanti alla porta. Davanti alla porta e quindi, ma lavorava per la gente o cose sue? No, lavoravano per la gente, perché facevano i sacchi per mettere il grano. In tante ricordano i luoghi della loro infanzia, Piazza Vuntana e Suggirili, dove il tempo era scandito dal battere ritmico del telaio. C'è chi addirittura riconosceva cosa si stava tessendo. Lino se il ritmo era veloce, lana con un ritmo lento e cadenzato. Qualcuna di loro ha aiutato a scraminai e filare la lana. Angela, classe 1947, racconta con orgoglio: mia nonna Chiara tesseva anche la seta. Sua nonna, in effetti, discendeva da un'antica famiglia quartese ed è verosimile che una sua antenata avesse avuto modo di frequentare i corsi di donna Francesca Sanna Sulis, una delle figure più importanti del Settecento nell'imprenditoria tessile. Nella prima metà del 1700 la nobildonna trasformò i magazzini di sua proprietà a Quartucciu in laboratori per la lavorazione della seta, attrezzandoli con telai e promuovendo corsi di tessitura per le ragazze, finanziati da lei stessa. In centinaia poterono affrancarsi da una condizione di povertà, di analfabetismo, di emarginazione. Alla fine del corso, alle ragazze provenienti a centinaia da tutta la Sardegna veniva regalato come dote un telaio. Donna Francesca incoraggiò inoltre l'allevamento dei bachi da seta per l'autoproduzione della materia prima. Anche a Domus Novas ci fu un tempo chi li allevava e non mancava nei giardini un fulgido gelso per il loro nutrimento. Una ricerca in loco ci ha portato al ritrovamento di non pochi manufatti conservati gelosamente e con cura in vecchie cassapanche. Di foggia semplice e coloratissimi con l'uso prevalente del violetto. Tessuti da donne che oltre a produrre il necessario per la casa soddisfacevano anche la necessità dei contadini con la tessitura dei sacchi per la raccolta e il trasporto dei cereali. Il raccolto era portato in aie comuni e trebbiato da animali aggiogati.
Si rendeva necessario quindi l'uso di sacchi distinti e personalizzati dalle iniziali del proprietario del raccolto. Per decenni ancora, fino alla completa meccanizzazione del lavoro contadino, fu questa l'attività prevalente delle tessitrici domusnovesi. Perché facevano i sacchi per mettere il grano, quando si raccoglieva il grano, c'erano quei sacchi. I sacchi di adesso non esistevano, i sacchi bianchi meravigliosi. Ogni anno prima di venire il periodo della mietitura, io mi ricordo che mia suocera chiamava gente molto di Subiginao, quello che E facevano bucato, tessere i sacchi. No, guardavano se erano bucati, perché sai, tutti gli anni con i carri si trasportava il grano, non c'era meccanizzazione, allora non ce n'era, c'erano i buoi che trasportavano. Io me lo ricordo nel suocero che stavano bene, anche 5 carri, una presso all'altro lì. Tutto pieno di sacchi con, sacchi con i cereali dentro. Sì. E quindi questi sacchi ogni volta dovevano essere rinnovati. Volevano lavati e se c'erano bucati volevano cuciti, aggiustati, rammendati. E quindi loro facevano questo lavoro. Certamente, certo. Facevano anche asciugamani, tutto. A partire dagli anni 70 arrivarono importanti innovazioni nell'ambito della tessitura artigianale. Vennero istituiti dei corsi di formazione e create cooperative. I piccoli telai in legno furono sostituiti con quelli più grandi in ferro, nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Anche a Domus Novas, madri sagge e previdenti spinsero le proprie figlie a riprendere in mano questo antico mestiere. Ci accolgono nella casa che vide nascere i loro antenati, nella collina di Buchebrocus, in prossimità dell'antico rione Cracchera, 2 delle 5 sorelle Marrocco, Orietta e Rita, tessitrici di Domus Novas. Esortata dalla madre, Rita frequentò una scuola di tessitura, la cui insegnante era di Samugheo. Qui imparò a tessere, ma non solo. Imparò a montare e smontare un telaio e all'occorrenza a fare qualche riparazione. Di Samugheo importò il punto a rombo fiorito, detto anche subistocco, e si specializzò nella lavorazione a pibiones, tecnica anticamente riservata ai copriletto migliori. Coinvolse in quest'arte ancestrale sua sorella minore Orietta, che a sua volta era stata avviata dalla maggiore delle sorelle e già si destreggiava con trama e ordito ad un piccolo telaio in legno. Attualmente Orietta e Rita lavorano, oltre che al telaio da 1 metro, anche ad un grande imponente telaio moderno, in ferro e legno, costruito 43 anni fa da un fabbro locale sposato ad una tessitrice di Villa Massargia, dove la tessitura non ha mai smesso di essere praticata. Le materie prime, lana, cotone e lino, un tempo reperibili a Domus Novas, vengono ora acquistate fuori sede. Dopo aver preparato le spole, avvolgendo ripetutamente il filato su delle canne appositamente lavorate, si avvia il lavoro di tessitura su un ordito che le 2 sorelle, con infinita pazienza, montano su 3.000 alicci del telaio. Occorrono almeno 8 ore di lavoro per tessere un centro tavola, un intero mese per un tappeto di medie dimensioni. I loro lavori, unici e originali, fondono il passato e il presente, oltre alle figure classiche della tessitura sarda, pavoncelle, broinas, pipius. Le loro abilità e competenze si adeguano oggi ai gusti moderni, ottenendo risultati eccellenti e prodotti originali. Uno di questi fu fatto dono al Papa, consegnato personalmente a Francesco durante la sua visita in Sardegna nel 2013 dalle nostre 2 tessitrici domusnovesi.
Infine, è considerevole osservare che ogni manufatto viene amorevolmente rifinito dalle abili mani di mamma Maria, 90 anni, che nel proposito di avviare le proprie figlie ad un'attività imprenditoriale ha ripreso un'arte che rischiava di essere dimenticata e ha preservato il grande patrimonio della tessitura a Domus Novas.